Fra Flaviano, in questo viaggio sicuramente una tappa fondamentale è quella che ci porta alla conoscenza di San Leopoldo, una delle figure più rappresentative non solo per questa comunità ma anche per i tanti pellegrini, tanti fedeli, le tante persone bisognose di accompagnamento che lo hanno incrociato sulla loro strada. Sì, indubbiamente San Leopoldo è la figura che maggiormente affascina e attrae non soltanto noi frati, che abbiamo la fortuna di essere un po' i continuatori del suo carisma oggi, ma anche i tanti devoti e pellegrini che vengono perché ne conoscono la storia o perché ne vengono a conoscenza visitando altri luoghi religiosi della città, per esempio la Basilica di Sant'Antonio, francescano Padre Leopoldo, come era francescano Sant'Antonio di Padova. Padre Leopoldo è vissuto qui in maniera ininterrotta dal 1909 al 1942, eccettuati 2 anni quando fu internato nel sud dell'Italia durante la Prima Guerra Mondiale. Una figura eccezionale, capace di catalizzare l'attenzione, di attirare migliaia di padovani e non della città e dei dintorni con il suo carisma, con la sua bontà, con il dono della misericordia, con l'accoglienza nel sacramento della riconciliazione. Un carisma che continua ancora oggi. Qui accanto a me c'è la sua tomba, c'è la mano che infinite volte si è alzata a benedire, a consolare, ad assolvere, c'è la stanzetta, la celletta confessionale dove Padre Leopoldo passava tutte le sue giornate in attesa dei penitenti. Ecco, il visitatore, il pellegrino, il devoto sente che qui aleggia ancora il suo spirito, sente che Padre Leopoldo è presente, attira le persone, le consola, le conforta, le ascolta e spesso ottiene per loro autentici prodigi di conversione, quindi miracoli dello spirito e miracoli del corpo. Voi che siete fratelli di San Leopoldo, in che cosa vi sentite ancora portavoce, continuatori della sua opera e dove sta la difficoltà di riuscire ad essere continuatori? Ma a me sembra che la nostra caratteristica, quella di essere francescani, quella di essere cappuccini, consista nel perpetuare il carisma di Padre Leopoldo soprattutto attraverso la testimonianza della misericordia. L'uomo di ogni tempo, l'uomo di tutti i tempi ha bisogno di sentirsi accolto, amato, perdonato, ha bisogno di questo ministero che rende presente la bontà stessa di Dio, di un Dio che è Padre, che si è manifestato in Gesù Cristo, che ci dona conforto, consolazione, che aspetta il nostro ritorno a casa, che vuole far festa con noi, che vuole amarci e perdonarci. Ecco, credo che noi non abbiamo altra funzione se non quello di essere un po' fratelli di tutti gli uomini, offrendo questo servizio, questo ministero della misericordia e della bontà. Perdonati, perdoniamo, proprio perché ci sentiamo accolti, amati dal Signore, anche noi siamo invitati a far fare l'esperienza della misericordia, quindi non è un qualche cosa di costruito, non è un qualche cosa di imparato, non è un qualche cosa di artificioso, no? O di artificiale, è qualche cosa che nasce spontaneamente dalla nostra vita. Proprio perché noi stessi ci siamo sentiti perdonati, amati dal Signore, siamo chiamati ad offrire questa esperienza di misericordia e di perdono ai nostri compagni di viaggio. Come vedete in queste vetrine ci sono alcuni oggetti appartenuti alla vita e all'attività ordinaria di Padre Leopoldo. Sono pochi, non sono tantissimi, perché Padre Leopoldo era una persona povera, non aveva tante cose e soprattutto verso gli ultimi anni della sua vita la sua fama di santità era conosciuta, era nota, quindi chi aveva qualcosa di suo se lo teneva caro e non l'ha più restituito perché l'ha tenuto con sé come reliquia. Ecco, vorrei farvi notare soltanto questa boccetta di vetro che Padre Leopoldo ha portato dal suo pellegrinaggio a Lourdes nel 1934. Ha avuto la gioia grandissima di andare pellegrino a Lourdes insieme con un pellegrinaggio organizzato dalla diocesi di Padova con l'Unitalsi, con il vescovo Carlo Agostini, e lì, racconta lui, ha vissuto giorni di paradiso. Abbia avuto visioni non lo sappiamo, Padre Leopoldo non parla mai di visioni nella sua vita e nella sua esistenza, però dice soltanto che la Madonna gli ha fatto capire che doveva incominciare tutto da capo. E mancavano soltanto 8 anni alla sua morte ed era considerato un santo da tutti.
Ecco, la conversione di cui ha parlato Bernadette Soubirous, riferendo i messaggi della Madonna, questo richiamo alla penitenza, padre Leopoldo lo viveva davvero in prima persona, per questo era così contagioso anche nel comunicarlo agli altri. Poi abbiamo alcuni oggetti cari alla nostra memoria e alla memoria di padre Leopoldo, che gli sono stati regalati dai sacerdoti in occasione del 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale nel 1940. Un calice e una stola ricamata a mano, dono dei sacerdoti penitenti di padre Leopoldo, perché, bisogna ricordarlo, erano molti i sacerdoti che si confessavano da padre Leopoldo. Questo significa che il bisogno di riconciliazione e le pene del cuore e dell'animo appartengono a tutti, indipendentemente dall'abito che si indossa. Oh sì, il richiamo del Vangelo, convertitevi, ecco, tocca a tutti. Padre Leopoldo era anche confessore, lo chiamavano anche i vescovi quando si incontravano, i vescovi del Triveneto a Villa Fietta, confessava vescovi, sacerdoti, religiosi, non tanto perché ci fossero chissà quali peccati, tutti pecchiamo, abbiamo tutti bisogno di misericordia, ma la confessione è anche un cammino di conversione, è un cammino che ci avvicina a Dio, è un cammino di purificazione, e padre Leopoldo aiutava molte anime ad avvicinarsi al Signore e a camminare anche nel cammino della santità. Questa è la tomba di San Leopoldo ed è una tomba alla quale vengono persone un po' da tutte le parti del mondo, e forse non sanno queste persone che arrivano da tutti i continenti che proprio San Leopoldo fu uno degli anticipatori di una visione ecumenica del mondo stesso. Sì, il padre Leopoldo era ricercato in vita per la sua attività di confessore, per la sua attività di riconciliatore delle anime con se stesse, con Dio e con i fratelli. E tuttavia padre Leopoldo aveva vissuto questo ministero con una vocazione tutta sua, interiore, della quale parlava pochissimo. Cos'era successo? Nel 1887, quindi 3 anni prima di venire ordinato sacerdote, qui a Padova, il giorno della festa di San Gregorio Barbarigo, che allora era ancora beato, dice, lo confesserà 50 anni dopo, di aver sentito una voce che lo chiamava, una voce interiore, che lo chiamava a consacrare tutta la sua esistenza per l'unità della Chiesa, per l'unità dei cristiani, in maniera particolare per quello che lui chiamava il ritorno dei dissidenti orientali alla Chiesa cattolica. Lui era nato in un paese dove c'era l'esperienza di convivenza con gli ortodossi, quindi sentiva particolarmente il senso della frattura, della divisione, che non aveva senso, il non senso di questa frattura, e ha sentito il desiderio di unirsi alla preghiera di Gesù, che tutti siano una cosa sola. E lo ripete infinite volte, possediamo più di 300 trascritti, frasi, propositi, agendine dove padre Leopoldo rinnova, vorrei quasi dire in maniera ossessiva, il suo impegno per l'unità dei cristiani. Pochi mesi prima di morire, su un'agendina che è custodita nella biblioteca dei frati di Santa Giustina, dei monaci di Santa Giustina di San Benedetto, padre Leopoldo scrive: «Unus pastor et unum mobile, ec tota ratio vitae meae». Una vita quindi dedicata completamente, come unico scopo, quello di fare sì che tutti i credenti in Cristo formino un cuor solo e un'anima sola, unus pastor, un solo pastore e un solo ovile, una sola Chiesa. In questo fu precursore, l'hanno detto i papi Paolo VI, Giovanni Paolo II, perché allora non si parlava di ecumenismo, deve ancora arrivare Giovanni XXIII, il concilio, l'impegno dello stesso Papa Giovanni Paolo II, che dichiarerà che il cammino ecumenico è irreversibile per la Chiesa cattolica. Padre Leopoldo ha vissuto tutto questo offrendosi come vittima perché i cristiani siano un cuor solo, un'anima sola.